al comando provinciale di Rovigo è giunto un nuovo ufficiale, il sottotenente Antonio Marullo, che è stato destinato al comando del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Rovigo. Quindi la compagnia di Rovigo avrà la titolarità, quella del capitano Truglio, e il nucleo operativo radiomobile, che è suddiviso in sezione operativa e sezione radiomobile, è comandato da un ufficiale. Questo in base alle nuove organizzazioni stabilite dal comando generale, cioè nel senso che le compagnie capoluogo di tutte le città devono essere rette da due ufficiali, il comandante della compagnia e il comandante del nucleo operativo radiomobile. Quindi in base a cos'è la determinazione di questa nuova riorganizzazione risale all'anno scorso, dal 1° gennaio dell'anno scorso. Quindi avevamo il comandante del nucleo operativo radiomobile che era retto in sede vacante dal luogotenente Macri nell'attesa che venisse destinato un nuovo ufficiale. Quindi queste sono le riconfigurazioni organiche dei nuovi comandi provinciali. Precedentemente svolgeva il ruolo di comandante di stazione a Vicenza, a Breganze, e poi ha avuto sempre comandi territoriali nell'ambito della provincia di Vicenza, anche della provincia di Treviso, Roncalde, se non sbaglio. Sì. Ecco, questo è diciamo il tutto. Siamo contenti perché abbiamo un altro collega che ci può dare una mano nell'assolvimento dei quotidiani compiti istituzionali. È volenteroso, l'esperienza c'è, quindi i rapporti con l'autorità giudiziaria ci sono, perché chiaramente un comandante di stazione ha sempre trattato con l'autorità giudiziaria, la realtà del territorio veneto la conosce e quindi speriamo che possa far fruttificare la sua consolidata esperienza nel settore.